Siamo a Pieve di Cadore con il nostro amico ormai Vittore Doro per parlare di festa di San Dionisio, perché si avvicina, 13 luglio mi pare, Dionisio. Il 13 luglio è una festa tradizionale che risale al 1508, quando a causa della battaglia di Rossecco tutti quanti i valligiani sono saliti su in cima, perché lì veniva fatta la fienagione. E da allora è stata fatta prima un saccello, poi un tabernacolo e poi nel 1910 si è data la conformazione che ha attualmente con tanta di campana, eccetera. Ecco, è una tradizione che stabilisce questo, che la seconda domenica di luglio tocca ai preti e agli abitanti del paese di Nebbiù, di Valle e anche di Civiana salire in cima per festeggiare San Dionisio. Ma perché San Dionisio? Perché San Dionisio ha una tradizione per quanto riguarda anche nei soprannomi, perché gli abitanti di Nebbiù si chiamano Pestaerbe, perché San Dionisio era un cultore, un erborista famoso, che quando è arrivato a Nebbiù ha incominciato a istruire le donne con le erbe dei campi, ma ne ha promosso talmente tanta l'esercizio che le donne si sono messe tutte a tagliare erba, facendo un rumore infernale e obbligando il santo a risalire su in cima alla montagna, dove c'è ancora adesso. E San Dionisio è il patrono del Cadore, il patrono del Cadore, che si festeggia a campo largo, dappertutto. La seconda domenica, come dicevo, è dedicata a queste popolazioni. 2 domeniche dopo, cioè praticamente alla fine del mese, è riservata agli altri abitanti del Cadore. Ecco, questa è la festa di San Dionisio. Quest'anno, come da qualche anno si fa, chi sale a San Dionisio può salire anche con l'elicottero dell'Elifriuli. E perché questo? Perché da molti anni ormai c'è un accordo perché non tutti riescono a salire su. La sua è 1956 metri, il che vuol dire che uno che soffre un po' di mal di cuore non ce la fa proprio. Non solo, anche nelle giunture. Esatto. Ecco, tutto quanto questo. Lassù quest'anno ci sarà l'arcidiacono del Cadore, Monsignor Diego Soravia, che celebrerà una Santa Messa a mezzogiorno. Un'ora che non è usuale, perché di solito si fa alle 11, però essendo anche degli altri obblighi, perché ci sono pochi sacerdoti, per rispettare il diritto di tutti di avere una Santa Messa, hanno preferito farlo spostandolo a mezzogiorno. Dopodiché attorno alla chiesa si tirano fuori le tovaglie, si tagliano salami, si tagliano formaggi e si fa una bella mangiata, un picnic sull'erba e anche con qualche buona bevuta di vino, chi se l'ha portato su. Non è un problema di pericoli, perché le strade sono tutte collegate con i sentieri tradizionali del CAI. Uno che scende verso Valle e uno che scende verso Nebbiù e l'ultimo, il terzo, che va a Pozzale, dove troverà anche altri mezzi pubblici. E questa è la festa di San Dionisio. 13 luglio, Pieve di Cadore, non mancate.